Cari amici, ben ritrovati, Cairano San Marco, fine maggio, festa di primavera. In nostra compagnia il presidente del Proloco Giuseppe Spagnol. Ben ritrovato Giuseppe. Si riparte dopo una domenica dove abbiamo dovuto rinviare causa maltempo. Luigi, questo poco ma sicuro, abbiamo dovuto rinviare la scorsa settimana per il tempo e ringraziando il Signore che oggi ha fatto bello. Naturalmente non ci sono tutte le banche che dovevano esserci perché ognuno ha i suoi impegni, però riusciamo a farlo, il tempo ci dà una mano, a parte i capelli scapigliati perché purtroppo le spirate di vento ci sono, però riusciamo a concludere la primavera cairanese. Praticamente all'interno di questa manifestazione stiamo coordinando un'apertura, un open day straordinario della biblioteca per coinvolgere bambini e adulti alle letture sempre collegati alla primavera e quindi collegati a quella che è la manifestazione che con l'ausilio anche della Proloco stiamo portando avanti. Abbiamo fissato degli appuntamenti del mattino e del pomeriggio proprio finalizzati alle varie fasce di età per i bambini, quindi letture animate all'interno del parco della nostra biblioteca, letture fatte da professionisti i quali riescono a coinvolgere i bambini e dare quindi spunto e piacere all'ascolto. Grazie dell'invito e dell'opportunità di mettere in luce questo concorso che ci siamo inventati dal nulla, che si chiama Cairano in Fiore e premia gli angoli fioriti, i giardini dei nostri concittadini. Loro ci inviano una foto e poi una giuria, un esperto, quindi un fioraio qui del paese, e poi il voto sui social. Faranno questa premiazione di questi tre angoli fioriti del nostro comune. È stata un'iniziativa che è partita in sordina ma che quest'anno ha avuto 54 partecipanti ed è una cosa che ci dà tanta gioia, questa partecipazione e anche un po' la competizione. Un evento comunque che ha portato decine di persone in piazza, perché abbiamo visto questa mattina una bella affluenza. Sì dai, è quello che ci interessa, ravvivare il paese, bisogna farlo, bisogna muovere la gente e ritornare a vivere. Qua ringrazio anche Nedo della Protezione Civile che ci dà una mano ogni volta che abbiamo bisogno, ringrazio te Luigi della disponibilità che ci dai e ringrazio tutti gli espositori che ci danno fiducia. Un grazie va fatto anche, e poi parleremo con l'assessore, all'amministrazione comunale che è sempre vicina alle associazioni qua del paese. Sì, possiamo dire che ci danno una mano, ci sono e quando abbiamo bisogno chiediamo e in qualche modo riusciamo a trovare l'accordo, quello poco ma sicuro. La maggior parte dei voti, mi dicevi poc'anzi, è arrivata proprio dai social. Dai social c'è stata un'interazione inaspettata perché la fotografia che ha vinto il premio social ha avuto 300 e oltre click, quindi è stato carino, è stato simpatico vedere anche l'interazione. Un uso intelligente dei social che sì, tante volte sono criticati. Per accomunare. Finalmente per accomunare e per poi quello che è nei social però poi portarlo nella realtà, quindi la premiazione reale al parco sempre qui della nostra biblioteca. Abbiamo iniziato già con l'anno corrente a tutta una serie di iniziative collegate alla biblioteca, le quali si protrarranno anche nei mesi dell'estate, coinvolgendo sia la parte dei bambini più piccoli, quindi parliamo anche della fascia d'età dell'asilo, fino a coinvolgerli all'età da ragazzi, quindi nella parte dell'istituto, delle scuole medie. Saranno tutte attività finalizzate alla lettura, all'ascolto e anche a laboratori creativi e laboratori grafici.
proprio per cercare di coinvolgere e inserire all'interno di questa realtà i ragazzi e i bambini. Giuseppe, prima di andare a pranzare con il nostro carissimo amico, sicuramente vorrei fare un appello perché la prossima domenica c'è un evento particolare. Sì, domenica prossima, come sempre che noi siamo disponibili a dare una mano a tutti, faremo uno spiedo sociale per dare una mano all'asilo, perché purtroppo i costi aumentano, le rette aumentano e quindi se riusciamo a dare una mano a sti giovani, ai ragazzi, ai genitori ad alleviare la retta, ben venga anche questo. Anche perché giustamente non è notizia vecchissima che l'Italia è in decrescita e bisogna effettivamente aiutare le giovani famiglie ad avere figli. Esatto, dai, cerchiamo di dare un messaggio anche per quello. Grazie. Yeah.